Buonasera a tutti, benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura in Slovenia. Sono particolarmente felice questa sera, un piacere e anche un'emozione per me poter presentare questa serata, darvi il benvenuto perché sono arrivata da pochi giorni e questo è il mio primo evento qui presso questo Istituto di Cultura. Lep večer. Ja, Lep večer vsem skupaj. S posebnim veseljem in navdušenjem izražam dobrodošlico v imenu Italijanskega inštituta za kulturo v Sloveniji. Kot je nekaterim znano, sem prišla pred nekaj dnevi in je zame to prvi dogodek, ki ga imam čas gostiti na našem sedežu. Allora, ringrazio innanzitutto il professore Adriano Fabris per essere presente questa sera qui e a presentarci il suo libro L'etica del mangiare, che è stato appena tradotto in lingua slovena. Ringrazio la casa editrice Nova Relia per questa collaborazione e colgo l'occasione per ringraziare Tomaž Zalasnik, vero? Direttore dell'Istituto di Umanistica, poi Dejan Komel, che è autore della prefazione, e Juri Berč, traduttore, e Mira Miladinović Zalasnik per la recensione del libro. Najprej bi se rada zahvalila profesoru Adrianu Fabrisu, ker je nocoj z nami in nam bo predstavil svojo knjigo Etika uživanja hrane, ki je bila nedavno prevedena v slovenski jezik. Za sodelovanje se zahvaljujem tudi založbi Nove Revije. Ob tej priložnosti bi se zahvalila direktorju Zavoda za humanistiko, gospodu Tomažu Zalasniku, avtorja spremne besede Dejanu Komelu, prevajalcu Juriju Verču in recenzentki Miri Miladinović Zalasnik. Per noi questa serata rappresenta l'evento conclusivo della settimana della cucina italiana nel mondo, giunto quest'anno all'8ª edizione. La cucina è uno dei biglietti da visita del nostro paese di cui noi italiani andiamo molto fieri. È amata e conosciuta in tutto il mondo. Oltre alle proposte culinarie ed enologiche che di norma in questo periodo, in questa occasione di questa settimana vengono proposte in tutto il mondo dagli istituti di cultura, le nostre rappresentanze diplomatiche, le ambasciate, i consolati e gli istituti per il commercio estero, ritengo sia molto importante, anzi direi fondamentale, cogliere l'occasione per fare qualche riflessione più approfondita sugli aspetti filosofici del mangiare. Za naš inštitut nocojšnji večer predstavlja zaključni dogodek že 8. tedna italijanske kulinarike v svetu, ki je ena od posetnic, na katero smo Italijani zelo ponosni. Je priljubljena in slovi po celem svetu. Poleg gastronomskih in enoloških predlogov, ki se strani italijanskih inštitutov za kulturo, diplomatskih predstavništev, veleposlaništev, konzulatov in inštitutov za zunanjo trgovino v sklopu tedna italijanske kulinarike v svetu, navadno označujejo naše pobude po celem svetu, je zelo pomembno oziroma bistveno izkoristiti priložnost za poglobljeno refleksijo o filozofskem vidiku prehranjevanja. E queste riflessioni trovano spunti nel libro del professore Adriano Fabris quando scrive che il mangiare implica relazionarsi con altri esseri viventi e con il mondo che ci circonda e che mangiare eticamente vuol dire mangiare in maniera equilibrata nel rispetto di sé e degli altri e anche come dell'ambiente che ci circonda. Spero di aver interpretato bene. Omenjena razmišljanja izvirajo iz knjige profesorja Fabrisa, ko piše, da uživanje hrane implicira odnose z drugimi živimi biti in svetom, ki nas obdaja, ter da etično prehranjevanje pomeni jesti na uravnotežen način, spoštljivo do sebe in drugih, kot tudi do okolja, ki nas obdaja.
Abbiamo avuto una gran fortuna, questa fortunata coincidenza. Ringrazio ancora tutti, buona serata, inizia il dibattito e dopo ci sarà un momento conviviale. Grazie. Spettabile direttore, signora Verena Vitur, caro professor Adriano Fabris, signore e signori, a nome dell'Istituto Nova Revia siamo grati all'Istituto Italiano di Cultura in Slovenia di presentare oggi il libro di Adriano Fabris, Etica del mangiare, relazione e cibo, tradotto in sloveno come Etika uživanja hrane, vprašanje nekega odnosa. Poiché ci sono anche colleghi di Taiwan e altri, prego il direttore dell'Istituto Nova Revia, signor Tomasz Zelaznik, di darsi il benvenuto in inglese. Miss Verena Vitur, Director of Italian Cultural Center, thank you very much that you host us here under your roof. I must say that it's our event, special event, after 9 years, because in your room, in this room, yes, about 9 years ago, exactly on November 12, 2014, we undersigned the declaration of the participants of the founding meeting of the Forum for the Humanities. Wow. Yes, that's what happened. Last not but least, there have we, I think so, 3 debates also in this room, and on one of debate was also Professor Fabris. So we are coming again. Yes, you are always welcome. So I don't have, I have nothing more to say. Thank you very much. Grazie. And have a nice debate. Thank you. Caro Adriano, come cominciare? Primo vorrei dire che il vescovo Antoniammi, che ha parlato insieme con te 10 anni fa, non può venire oggi, così siamo rimasti noi 3 insieme con lui per discutere un po' il tuo libro. Tu ti occupi con la etica di comunicazione e abbiamo già tanti anni una discussione su questi temi. Mangiare è una comunicazione speciale e questo problema di etica della relazione, del rapporto che qui è presente è una etica speciale o è una etica universale? Adesso cucinare italiana è un speciale tipo di rapporto mi fa tanto piacere oggi possiamo anche avere un'esperienza di questo, ma tu penso che tu hai una universalità di etica di mangiare. Allora, Dan mi ha fatto una domanda molto importante. La prima cosa che mi ha chiesto è se il mangiare è una forma di comunicazione. Sì, mangiare è una forma di comunicazione, una forma di espressione. Già questo è molto importante pensarlo, perché noi siamo abituati a mangiare, a pensare il mangiare
male. Pensiamo che mangiare sia solamente collegato al mio gusto individuale, alla mia capacità di inglobare, ingerire, assimilare qualcosa. Invece mangiare non è un atto egoistico, è un atto necessario per vivere, ma è un atto che ci mette in relazione con gli altri. È una forma in cui io mi comunico agli altri e gli altri comunicano a me chi sono. Mangiare è convivialità, cum vivere, vivere assieme con gli amici, come dopo faremo, mangiando nell'altra stanza, assieme con il mondo, la realtà, gli altri esseri viventi, l'ambiente, cercare il modo giusto e buono di relazionarci all'ambiente. La seconda domanda, quindi sì, mangiare è una forma di essere in comune con gli altri. La seconda cosa importante che tu mi hai chiesto è se queste riflessioni sono particolari o universali. Potrei risponderti facilmente dicendo che la cucina italiana è ormai universale. La pizza, la pasta asciutta, gli spaghetti sono universali, ma non è quello che tu mi chiedevi. L'atto del mangiare è un atto universale, quindi la riflessione sul mangiare è una riflessione universale perché è quell'elemento comune che ci caratterizza come esseri viventi. Noi siamo esseri viventi come gli altri animali, come le piante, perché ci nutriamo. E questo è un elemento comune, universale con tutti gli esseri viventi. Ma poi c'è un elemento ancora ulteriore che riguarda solo noi esseri umani, cioè l'aspetto culturale, non solo naturale, del mangiare. L'aspetto culturale del mangiare è che io, essere umano, attraverso il mangiare, costruisco relazioni e devo fare relazioni buone con l'ambiente senza uccidere inutilmente, senza distruggere, senza provocare scarti inutilmente, con gli altri esseri umani, senza togliere loro cibo e acqua, e con me stesso. Il mangiare è un atto etico se è fatto in maniera, se è una relazione equilibrata, lo diceva la dottoressa Vitturo. Ho dimenticato di dire grazie naturalmente all'Istituto Italiano che ci ospita e all'Istituto Nova Revia che ha voluto tradurre questo libro. Grazie a Yuri Verci, ormai il mio traduttore ufficiale. Alla copertina della edizione italiana del tuo libro c'è Alberto Sordi che mangia la pasta e ho avuto certi problemi se io metto Alberto Sordi alla copertina quando si riguarda la traduzione italiana, come si capisce la connessione con la etica sua. Alberto Sordi è conosciuto come sceicco bianco e così via. E così penso che questo è anche una connessione con la traduzione e con la lingua. E penso che il nostro rapporto con la lingua e il modo di mangiare ha una connessione. E così vorrei chiedere al traduttore anche
che ha tradotto già il primo libro sloveno di Adriano Fabris, Etica di comunicazione, e poi ha pubblicato una raccolta della filosofia italiana contemporanea. Penso che questa è l'unica filosofia italiana in lingua inglese, dell'esperienza di tradurre questo testo. Abbiamo anche discutato come ma tu, Yuri, che conosci bene anche la cultura italiana, la mia esperienza parte comunque da un vantaggio aver vissuto nella cultura italiana, che è totalmente differente da quella slovena. È differente. Non c'è, tranne al confine, non c'è così tanto scambio culturale, nel senso di vedere veramente delle grandi influenze. Per esempio, l'esempio di Alberto Sordi, come era già mai provocato in molte mani, qualcosa del genere, no? Una cosa del genere, quindi equivalente nello sloveno, non lo puoi trovare. Un'altra cosa anche che secondo me il cibo è un esempio così semplice, ma in realtà così paradigmatico, che non mi stupisce che sia stato prodotto da un italiano, in quanto sì, nell'Italia il cibo ha uno status culturale, fa parte dell'identità italiana, a volte anche un po' troppo, no, però mi è sembrato veramente una cosa, una volta che lo leggi ti pare tutto totalmente logico, paradigmatico in quanto è il rapporto basilare per sopravvivere, primo, ma secondo è un rapporto essenzialmente violento, non può non esserlo. Andando avanti nel libro, se dopo ci relazioniamo al problema del cibo inteso come consumo, a me mi si è posta la domanda: esiste qualsiasi rapporto con qualsiasi cosa che non sia eticamente problematico? E questo mi ha dato non tanto l'etica dell'accumulazione, che comunque è più si sofferma sull'essere umano, ma il cibo è proprio l'elemento che ci accomuna tutti. Mettendo anche il consumismo, l'industrializzazione del cibo, eccetera, allora ogni oggetto con cui io opero, anche questa sedia, non devo rovinarla, perché eticamente guardando, ha delle ripercussioni. Forse questa sarebbe la mia. Questa è la domanda fondamentale. Questa è la domanda fondamentale. Perché Alberto Sordi? Perché ha davanti un piatto enorme di pasta asciutta, di pasta, tenete conto, si trova in una generazione che ha fatto la guerra, quindi che ha fatto la fame, quindi avere davanti un piatto grosso di pasta asciutta è una cosa buona, è l'elemento dell'abbondanza, della felicità. Però Alberto Sordi, nel contesto attuale, è l'esempio della esagerazione, il troppo. Cosa fa Alberto Sordi? Vuole simboleggiare, è la espressione di una mentalità che è propria di una malattia anche legata al cibo. Si chiama bulimia. È quella attitudine, quella mentalità per cui bisogna cercare di mangiare il più possibile, bisogna cercare di fare in modo che il contenitore assimili sempre di più l'intero mondo, un contenuto che è più grosso del contenitore, ma il contenitore, l'essere umano che vuole mangiare,
continua a mangiare. E questo è impossibile. È impossibile che io riesca a inglobare l'intero mondo. Perché lo voglio fare? Perché voglio controllare tutto, voglio dominare tutto, voglio annientare, è nichilismo anche questo. Voglio annientare il mondo, assorbendolo io. Dunque non esiste solo una etica di mangiare, ma si può anche mangiare la etica. Sì, certo. Questo è un problema. Questo è un problema, è il problema della violenza. È il problema della violenza. Sì, sì. Perché? Questo è un problema filosofico e etico che credo sia molto, molto importante. Diceva Francis-Marie Arouet Voltaire, diceva: gli esseri umani sono come gli avvoltoi, mangiano cadaveri. È vero. Anzi, se noi mangiamo animali, prima li uccidiamo, un atto violento, e poi li mangiamo. Se noi mangiamo dei vegetali, delle piante, in molti casi li mangiamo senza neppure ucciderli. Se noi mangiamo una ostrica o un frutto di mare, rischiamo di mangiarlo ancora vivo. C'è un atto di violenza non così estremo come nella attitudine, nell'atteggiamento della bulimia, ma c'è un atto di violenza che è necessario proprio per la sopravvivenza. È una violenza che può essere più o meno grande, però c'è un atto di violenza inevitabile. Questo è il punto. È inevitabile. Eticamente dobbiamo prendere consapevolezza di questa violenza, cercare di pensare che cosa vuol dire qui violenza e cercare di controllare il più possibile le conseguenze di questa violenza. Cosa vuol dire qui violenza? Vuol dire trasformazione. Tu siedi su questa sedia, però quando ti siedi sulla sedia non soltanto rovini la sedia, ma anche adatti il tuo corpo a questa sedia. Quindi c'è una relazione anche nel cibo, anche nell'uso, anche nello spazio del mondo. Non c'è solo un atto unilaterale di violenza, è una violenza nell'altro che ha un riflesso anche in me stesso. Un modo di violenza speciale è la fame. Certo. E qui abbiamo non solo di fare con etica, ma anche di politica. Certo. E questo è un grosso problema diventato globale, perché qui si dividono i mondi. Come riesci di fare questo svolgimento, come rifletti questo svolgimento negli ultimi 20 anni, perché la fame non si è minorata, ma è divenuta più grande. Sì. A Lubiana ci sono tanti ristoranti buonissimi. Sì. Questo è una bella nostra esperienza. Ci troviamo insieme, andiamo a mangiare cose buone in un ristorante. Però poi pensare solo questo è troppo poco.
Dobbiamo allargare lo sguardo, dobbiamo pensare da dove viene questo cibo, quale impatto ha sull'ambiente il fatto che viene questo cibo. Se io voglio mangiare in questo momento, a fine del mese di novembre, le fragole, io posso mangiarle, ma devo farle venire dall'altra parte del mondo, e per farle venire inquino il mondo. Allarghiamo ancora lo sguardo. Se voglio mangiare le fragole, devo comprarle ad un prezzo basso, e ci sono magari nell'altra parte del mondo dei coltivatori che guadagnano molto molto poco perché io possa mangiare le fragole con tutto il prezzo del trasporto che costa il fatto che io le voglio mangiare a fine del mese di novembre. Questo Questo è nichilismo. Questa è la nichilizzazione. Allarghiamo ancora lo sguardo, quello che dicevi tu. Se io mangio in eccesso, lo capiamo meglio con l'acqua. Ci sono tante parti del mondo che non hanno acqua o che non hanno la possibilità di avere l'accesso all'acqua, o parti del mondo a cui è stato tolto, negato, controllato da altri stati l'accesso all'acqua. La guerra che c'è adesso in Palestina è legata anche al problema dell'accesso dell'acqua, perché c'è il controllo da parte degli israeliani dell'acqua che arriva alla striscia di Gaza. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta specifiche responsabilità, un problema di giustizia, cioè giustizia come accesso che viene garantito a tutti, fairness, un accesso giusto, equo, alle stesse cose da parte di tutti, soprattutto quando il cibo e l'acqua non ci sono nella stessa maniera per tutti. Se tra 20 anni saremo 10 miliardi su questa terra, ci saranno problemi per mangiare, ci saranno problemi per bere, a meno che non si inventino nuove tecnologie che serviranno a togliere il sale agli oceani, ad esempio. Se sei d'accordo, lascio un po' la parola Certo. agli ospiti. Dear guest, it's time to We can of have course some questions. some question in English, of Deutsch. I hope you understand a little bit. So you could ask. I'm sorry. If you come here for the camera, The Professor Chung Chi, Chonchia Thank you from very Taiwan. much for your speech, even though I missed everything. Of course. But 3 words I have heard. One thing is pizza. The other one is spaghetti. And the third one is universality. I guess you're talking about the universality or Civilization. The universe, you talk Universalization. about universality. Universalization. Did you talk about that? The universality of these 2 foods. Did you mention that? I just wonder. Yeah, that's a very good question. Yes, I think that food could be
the occasion to share something, to share our humanity, for example. What is the difference between universality and universalizability or universality? The universality is something fixed. It is there, and someone who has power can impose his idea, his access to universality to other people. This is the problem in Plato's philosophy. Only Socrates has the right access to universality. No other person, Menon or other, they have not this access. Universalizability start from our common experience, our common humanity. We need food to survive. We need simple food. For example, bread, pita. It is better, this food, not only bread, but bread with tomato. It's better bread with tomato and simple slices of cheese. Why not? This is the pizza. We can share this food experience because there is a common root in our humanity. And we can not only share the same food, but we can exchange food and give food one another. I think that, for example, the most important occasion of intercultural communication and interreligious communication too is to share food. May I ask further question? That is, my original question should be this way, that all of us know that pizza is so popular. It is all the world around, everywhere. People love to eat this kind of food. But not all the other cuisines are so popular, like pizza or spaghetti. And I just wonder, is there some key moment for this kind of popularity? I don't know if only pizza is so popular all over the world. Because I know sushi, for example, ramen, for example, there are diffused. We have a good example. Yes, Roman food. painting, because you could find ananas. You have animals, vegetables, and you could see ananas. And there are a lot of studies how Romans ananas. Do they travel to South America? And so on, so on. So Before Columbus. it's a kind of universalization that you can find. It's very rare. Yes, but I think that it depends on the singular experience, cultural experience. In the cultures, in all the cultures in the world, I think there is the common experience of bread and milk, cheese, and so on. There is no common experience, for example, of particular animals. Some people cannot eat particular animals, for example. I think that pizza is very shared because it's a basic experience of food.
like ramen, vegetables, soup, and all, for example. Ha parlato della dimensione, Può venire qui così. ha parlato della dimensione etica del cibo e mi sembra che anche c'è una dimensione spirituale Sì. nel cibo. Per esempio nei Andi di Sud America la gente prima di mangiare o prima di bere mette un poco di acqua o di birra di mais, no? Sulla terra per Ringraziare, sì. ringraziare alla mamma terra. Pachamama. Grazie, molto importante. Nel mio libro c'è un capitolo sulla esperienza religiosa del cibo. È fondamentale. Perché? Perché le religioni, io analizzo le religioni monoteistiche, bibliche, ebraismo, cristianesimo, islam, sono religioni che cercano di regolare la violenza, di regolamentare la violenza, quella violenza inevitabile che gli esseri umani devono fare, devono esercitare per sopravvivere. E come fanno le religioni a regolamentare la violenza? Se ci pensiamo, nella Bibbia il primo comando di Elohim è: non mangerai il frutto di quell'albero. È un comando alimentare. Cosa vuol dire? È simbolico ma reale, concreto. Vuol dire tu hai bisogni, il bisogno di mangiare per vivere, hai anche desideri. Sono diversi i bisogni dai desideri. Il bisogno è qualcosa che si soddisfa e basta. Tornerà più avanti, ma si risoddisferà un'altra volta. Il desiderio non si soddisfa mai. Se noi abbiamo un rapporto con il cibo basato sul desiderio, distruggiamo il mondo, distruggiamo gli altri, distruggiamo noi stessi. Le religioni monoteistiche, le religioni della Bibbia sanno questo e regolamentano il desiderio. Dicono: puoi mangiare secondo il tuo bisogno, non desiderare questo o quello, non esagerare, non volere sempre di più, non essere come Dio. Questo è il primo, l'altro grande comandamento della Bibbia. Sì. Non so. Allora è interessantissimo questo dibattito perché apre veramente delle riflessioni che si collegano. Mi sembra di poter quasi dire che nel momento in cui noi perdiamo in cui il mangiare non è più un nutrirsi, ma diventa un mangiare più ricco, cioè dove perdiamo di vista il mangiare come nutrimento necessario per sopravvivere, iniziamo ad avere problemi. E in Italia poi abbiamo dato una tale importanza al cibo come elemento conviviale, proprio la tradizione, la cultura. Qualsiasi festa, qualsiasi Natale, Pasqua, matrimonio è basato in gran parte sul cibo. Si dà veramente importanza a questo. Ovviamente in altri paesi dove non c'è questa abbondanza questo non succede, per cui è proprio anche legato alla tradizione culturale di un paese. Certo. Questo è molto vero e molto importante. Il cibo è un aspetto della cultura
e anche dello sviluppo di una cultura. Perché è facile cibarsi di frutta, di erba, di bacche che si trovano nella natura. Il salto culturale avviene, lo dicono gli antropologi, con la conservazione e la cottura del cibo. Cottura e cultura sono collegate, lo dice Lévi-Strauss nel Crudo al Cotto. E quindi a partire dalla cottura e dalla conservazione nasce e si sviluppa la cultura dell'essere umano. E se noi siamo qui a celebrare la 8ª edizione della cucina italiana nel mondo, è perché celebriamo non solo il mangiare, ma quella cultura che passa attraverso la preparazione del cibo. Prima diceva che in Italia insomma è anche un po' esagerata l'importanza che si dà al cibo, però fa parte della nostra tradizione, della cultura veramente. Non si può togliere. Il problema Si può togliere, ma non. No, credo di fa no. parte. Fa parte, è nel DNA. Si può mettere in discussione la priorità fra tutto quello che ha da offrire. Quello è un altro discorso. You're speaking also about the ethics. Yes. And you gave us this example of strawberries in November, Yeah. which are planted as well. And it is also a philosophy of RNS, deep ecology, Yes. Okay. which implies that you would eat the food which is produced locally. And you mentioned also the very simple type of Italian kitchen. I mean, this bread, Mhm. tomato, cheese. And at the lunch you have the, of course, Italian wine. Okay. But is this also ethical to have espresso cafe? A very good question. Yes. Yes. Thank you very much. We have a good friend of ours, Alfredo Rocha de la Torre, who comes from Colombia. And he gave to me yesterday a packet of coffee. 0 kilometer when he bought it, 2,000 kilometers because he brought, he took it to me. Yes, it's true. This is the problem of sustainability. Not only a matter of ecology, eco-ethics in the meaning of RNS, but of sustainability too. Sustainability is two things. First, the good relationship between the person who produces a food, coffee in this case, and us. They need to pay in the right. Fair play. Fair paid. The coffee or the food. And second, sustainability in the meaning of the good channel to transport it and to conserve it. It is not a matter of safety, but also of equity. No. Yes, I Professor Lin. yes, I had
Yes, a question, because I think you mentioned bulimia at some point. Bulimia, yeah. Yes, and so this as a symptom of our time somehow. But do you also have an analysis of anorexia, Yeah. which is also Yeah. a symptom of our time, and a very Yes. strange one, especially as we have been speaking about nihilism, so it somehow came to my mind. Thank you. Thank you very much. Yes, I've devoted three chapters of this book, one to bulimia, two to bulimia and one to anorexia. Bulimia is the tendency to control the world by assimilating it. It is something that is mine, and I can control it because it is mine. It's jealousy in the relationship, I can say. Anorexia and vigorexia, it's in both phenomena. Anorexia is a feminine phenomenon, and vigorexia is a masculine phenomenon. Both we have to consider. Is something mystical, because I reject the world. For me, the world is dirty, is something that it is another illness of relationship, because I have fear in front of the world. And every relationship I can practice is something that I have to reject. Mystical, I said, because mysticism is to reject the world only for another, to perform another form of relationship, the relationship between myself and God. In this case, however, there is no God, and I remain alone in my room. There's a tragedy of anorexia. Thank you. Any other question? No? Adesso mi trovo un po' pasticcio perché devo esprimere il desiderio di provare le specialità italiane. Ecco. Giusto. I'd like to ask Mom, who has arranged everything here, to invite the Yes, guests. of course. Grazie a professor Fabris, Grazie a professor voi. Comelli, professor Verge per la interessante conversazione. E ringrazio la direttrice Vittoria e la segretaria signora Kral, senza le quali questo evento non sarà possibile. E ora vorrei invitarvi nel foyer per un banchetto molto speciale. Un banchetto con cucina italiana. Buon appetito. Grazie.